Buon pomeriggio amici di Directa Sport, ben ritrovati dal palazzetto di Via Nuraminis a Serramanna. Noi qui per raccontarvi il derby fra Čekićak Coarsa Serramanna e Sardinia Futsal, gara che vale per la 12ª giornata del campionato di Serie B nazionale per quanto riguarda il girone A. Adesso prova a guadagnare qualche metro, arriva subito il vantaggio del Sardinia Futsal, ha segnato Ramon Santos. Occhio ad Arseni, il tiro con la punta da parte del numero 11, segna ancora il Sardinia Futsal, inizia come meglio non poteva la formazione di Melis. Toccato, non c'è fallo per il direttore di gara. Tavares calcia col destro, Tavares, è il terzo gol del Sardinia Futsal. Dopo praticamente 10 minuti e mezzo trova il triplo vantaggio la formazione di Melis. Rimessa già battuta, Marini, sinistro, sblocca la partita del Čekićak, il numero 12 Marini. Momento chiave della partita, 14-28 alla fine del secondo tempo ed è Ramos contro Puzzulu. Attende solo il fischio Ramos, va col destro e segna il quarto gol del Sardinia Futsal, cambia ancora il risultato. Ecco il fischio, Arrais contro Kosu, parte Arrais, dimezza lo svantaggio al Čekićak, 4-2 con 12 minuti e mezzo da giocare. Ultimi 5 minuti e mezzo di partita, Gobrani la porta via ancora, Fratini, bella palla per Tavares, si gira il numero 7, segna ancora Tavares, quinto gol della Sardinia Futsal. Ultima possibilità ancora con Vaccargiu, poi Kosu calcia il pallone ancora ad allontanarlo. Di fatto la gara non ha più nulla da dire, mancano praticamente 4 secondi. Eccola la sirena che mette fine alla partita, torna a vincere il Sardinia Futsal, lo fa in una delle partite più sentite dell'anno, nel derby col Čekićak che non riesce a dare seguito alla vittoria con Jasna Gora.